solo che il nastro viene tagliato all'inaugurazione della mostra quando si è dietro il nastro. Dunque voi ci perdonerete se tagliamo il nastro e voi siete già dentro, ma lo facciamo perché inauguriamo questa mostra. Io penso che sia giusto iniziare con un applauso, uno dei tanti che faremo a San Lando. Potete prendere questo. Questa piccola mostra fotografica sulla rocca di Cefalù, curata e allestita con grande dispendio di energie e di risorse dal MASCI di Cefalù, una piccola realtà associativa di adulti scout che opera attivamente in città e nel territorio ormai da un decennio. Questa piccola mostra, dicevo, non ha pretese o velleità artistiche, anche se, al dire il vero, gli scatti di Pino Lupesti, le foto d'epoca di Sandro Vasi e Pippo Glorioso, l'archivio storico della GESC autorizzerebbero a fregiarsi del titolo di mostra d'arte. Questa mostra invece persegue finalità diverse. Una mostra di solito chiude una fase dell'opera, archivia, mette in arte. Questa mostra invece è stata pensata per aprire un discorso, per risvegliare la nostra attenzione sovente sopita, per stimolare e provocare il nostro senso estetico e critico, per rafforzare il nostro legame di appartenenza, per recuperare la memoria e le testimonianze del passato, ai più ancora oggi sconosciuti. Ecco allora le foto inedite dello scarabeo egizio del cuore, ritrovato sulla rocca di Cefalù, ai piedi del Tempio di Diana, tra la fine del 1939 e gli inizi del 1940, oggi gelosamente custodito presso il Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas di Palermo, reperto su cui i suonatori, sono certo, si soffermeranno. Ecco le foto che documentano il triste stato di precarietà e di incuria in cui versano alcune delle emergenze archeologiche della rocca, dalle mura di cinta alle grotte alle cisterne, ma anche le foto che testimoniano quanto ancora sia lontano dall'ambire le soglie della civiltà il nostro comune atteggiamento nei riguardi dei beni culturali che gridano rispetto e tutela a tutti i livelli. Ecco le foto che evidenziano le peculiarità geologiche, floristiche e faunistiche della rocca, per molti aspetti uniche. Ecco le foto che documentano storicamente le prime pionieristiche esplorazioni delle grotte da parte del gruppo scout di Cefalù, quella delicata ed elegante testina fertile del IV-III secolo a.C. ho avuto il piacere di curvarla tra le mie mani, scoprendola insieme ad altri giovani e intraprendenti scout oggi qui presenti sul fondo della cosiddetta grotta delle Giumenti, intorno agli anni 50 del secondo secolo, un reperto che ha importanza specialmente per il posto del luogo dove è stato prigionato. Ecco ancora le foto che ripropongono suggestivi tavoli cartografiche e pittoriche di incisori ed artisti di ieri e di oggi, tutti ispirati e calamitati da questo vasto, maestoso, imperio maligno dominatore dei furori del terreno. Ma questa mostra si propone di raggiungere un'altra finalità superiore che trascende il viaggio. Non a caso abbiamo pensato di intitolarla emblematicamente
dicevo tutto l'habitat, è specchio dell'amore perfetto di Dio, è riverbero dell'infinita bontà del Creatore, è un canto di Dio e a Dio, sono il bene eterno dal quale proviene ogni bene. Scopriamo quindi la rocca lentamente, passo dopo passo, con fatica e desiderio, incamminandoci come pellegrini lungo la via della bellezza e della pace. Solo così la nostra salita si tramuterà in ascesa, diventerà, per dirla con Santa Teresa d'Avila, itinerario anima, un cammino errante che dalla prima dimora prosegue verso la settima dimora, là dove regna il Signore del Castello, cioè Dio, meta ultima della vita interiore. Vi auguriamo allora buona strada sulla rocca e nella città. Farmi promotore presso l'assessorato per i culturali per quello che lei ha detto, per la possibilità di avere qui a Cefalù per mostrarlo non soltanto ai cittadini di Cefalù, ma anche a chi visita Cefalù, questa preziosità. Devo dire che c'è un vantaggio, perché sia l'assessore per i culturali che ha avuto qui a Cefalù la Fondazione Natalisca, sia il dirigente generale dei beni culturali, che conosco personalmente da anni, sono persone che hanno sensibilità mature, ripeto, scusate se forse l'espressione è infelice, e hanno conoscenze, speriamo che riusciamo a che sappiamo di che cosa parlano. Ecco. Egregio dottor Rosellardo, gentili autorità presenti, signori e signori, desidero rivolgere il mio saluto a tutti voi e al contempo sono lieto di esprimere, a nome della città, il vivo compiacimento per la pubblicazione di un'opera di grande valore culturale e di estrema importanza per l'identità della nostra città. Fatica letteraria del dottor Lardo è il frutto di lunghi anni di studio e di paziente ricerca, ma soprattutto è un atto d'amore nei confronti di Cefalù e del grande patrimonio storico, culturale e ambientale che essa possiede. Ho avuto modo di constatare che il volume contiene un duplice pregio, coniuga l'esposizione appassionata agli argomenti proprio di chi sente di avere un forte legame emotivo con l'oggetto della propria ricerca e la lucidità, la razionalità, l'accuratezza propria dello studioso che riesce ad esporre in maniera chiara e limpida le argomentazioni frutto di un duro e certosino lavoro di documentazione e di ricerca. Pensare di scrivere un'opera che racchiude in sé la molteplicità di aspetti di cui si compone la rocca di Cefalù, dalla geologia alla botanica, dalla storia all'archeologia, rappresenta una sfida molto alta, ma che l'autore ha saputo vincere in maniera brillante. D'altronde la complessità delle sfaccettature necessarie per descrivere e comprendere la storia e l'unicità della nostra rocca sono simili a quelle umane e materiali che costituiscono l'essenza stessa della nostra città. Penso che la rocca sia metafora efficace e simbolo stesso, insieme alla maestosa mola dell'uomo normanno, della nostra città. Pensare di conoscere bene Cefalù, senza conoscere la rocca è impresa vana. Dunque l'autore, aiutandoci a conoscere meglio e a pensare con un occhio più attento la meravigliosa urbe che sovrasta il nostro abitato, ci aiuta a comprendere meglio l'anima più autentica e vera della nostra città. Cefalù, infatti, è iscindibile dalla rocca, perché essa allo stesso tempo la sorregge, la sovrasta, proteggendola e custodendola, ma soprattutto la costituisce, perché il centro storico, le sue case, i suoi marciapiedi, le sue chiese sono state costruite in gran parte con la sua pietra, con quella lumachella che la rende unica. Quindi, concludendo, ritengo di dover porgere un autentico ringraziamento al dottor Lardo
per tutto ciò che la sua fatica editoriale ci permette di raggiungere. Grazie per averci aiutato a comprendere meglio la nostra storia. Grazie per averci fatto apprezzare con uno sguardo più attento l'unicità del luogo nel quale viviamo. Grazie per tutto ciò che la sua opera potrà fare per indurre i figli di questa terra e soprattutto i giovani ad amare e a rispettare il grande patrimonio che la natura e le generazioni passate ci hanno trasmesso. A noi il compito di custodire, valorizzare e trasmettere questo enorme patrimonio di natura e di cultura delle future generazioni. Io ho iniziato già da consigliere comunale a far approvare in Consiglio Comunale un regolamento per l'affidamento dei beni nel settembre del 2010. Sto proseguendo su questa strada dove il primo atto ho fatto approvare l'istituzione della tariffa della rocca e sarà progetto e realizzazione per le prossime settimane l'inizio dell'utilizzo, della valorizzazione, della messa a reddito, in parole, della messa a reddito della rocca, che non sarà fine a se stessa, che noi non vogliamo evidentemente mettere a reddito la rocca esclusivamente per una questione economica, ma perché vogliamo valorizzarla. Non intendiamo assolutamente mettere a reddito la rocca per fare una questione di business, ma per una questione esclusivamente di avere una particolare attenzione e di spendere sulla stessa, con attività che promuoveremo sulla stessa rocca, la pulizia, la custodia e anche proteggere i sentieri, cercare di fare dei piccoli lavori che riusciremo sicuramente a realizzare. Voglio pure annunciare che è intendimento della mia amministrazione proseguire quello che è il consolidamento della rocca. Parte è stato già realizzato, riguarda la parte che si rivolge verso la cattedrale. Resta la parte che riguarda verso il porto. Abbiamo chiesto un finanziamento di 1.600.000 euro. Il Presidente Crocetta si è impegnato a farci avere questo finanziamento. Nella prossima settimana io ho un appuntamento con il commissario all'emergenza che si chiama Dottore Croce, perché penso che da lì possono arrivare anche dei fondi per raggiungere questo obiettivo. Tutto questo perché è giusto che si faccia e non è un annuncio che faccio qui soltanto perché c'è l'occasione di parlare della rocca, perché è giusto che la rocca venga salvaguardata. Ed è per questo che abbiamo deciso di tenere fuori dalla rocca anche un punto di ristoro che sarà esclusivamente proprio ai piedi della rocca, prima ancora della scalinata. Grazie. A una persona che certamente non dobbiamo scoprire questa sera, che ha lasciato un segno importante alla nostra città per il suo impegno politico, sociale, e che dimostra ogni giorno l'entusiasmo di un giovane nel motivarsi su nuovi sentieri della conoscenza, su nuove piste di ricerca. E su esempi di testimonianza anche di quale deve essere l'approccio umile e devoto alla cultura della nostra terra. Credo che Rosario Lago rappresenti per molti di noi più giovani che sono cresciuti in questi anni nelle professioni, nella cultura, nell'impegno sociale della nostra città, una testimonianza da cui prendere esempio e che i suoi consigli, la sua lucidità, le acute riflessioni che ci consegna questa sera nella sua fatica debbano servire da riflessione e da monito anche per il futuro. Credo che il lavoro di questa sera abbia richiamato la presenza di così illustri relatori, che ringraziamo perché onorano la nostra città con la sua presenza, con la loro presenza e con le loro riflessioni,
e aver chiamato un così grande concorso di cittadini e non solo per la riconoscenza e la testimonianza del dottor Ilardo, ma perché già dalle prime presentazioni, da quello che è trapelato su questo libro, si comprende che è un'opera importante per la storia della nostra città, perché essa sia conosciuta, perché essa sia pienamente vissuta sia dai cittadini di oggi che auspicano, soprattutto dai cittadini di domani. È una testimonianza preziosa e voluta in anteprima, e ringrazio l'autore per questo, che per deformazione professionale ho immediatamente guardato dalla fine, cioè dall'apparato delle fonti, della bibliografia, di tutta quella documentazione che chi, come il sottoscritto, condivide un percorso di ricerca universitaria, di studi sul nostro territorio per quanto riguarda la storia antica, non può immediatamente notare, non può non notare. La straordinaria lunghezza della bibliografia e dell'indice dei nomi rende ragione anche di un lavoro faticoso, e certamente questo sarà uno degli oggetti di questa sera, un lavoro ponderoso, faticoso, frutto di un grande impegno. Con imbarazzo però nella versione buona, ringrazio il dottor Ilardo perché sono parte di questo libro. Come studioso della nostra città, il dottor Ilardo mi ha fatto un grande dono, un grande regalo, cioè l'aver preso in considerazione uno dei miei studi e altre riflessioni che sono contenute in varie pubblicazioni che ho pubblicato, che ho presentato anche nella nostra città. Credo che stasera da Presidente del Consiglio Comunale non posso che però interpretare la volontà e il plauso da parte dei rappresentanti di questa città per avere organizzato questo momento nel quale ci si confronta sul più grande bene della nostra città. La rocca è il bene più prezioso della nostra città, è un contenitore di tutte le ricchezze che la nostra città ha, è un contenitore di tutta la storia della nostra città. Più volte abbiamo riflettuto sul fatto che la rocca è anche un po' nostra madre, perché da quella pietra sorgono le radici della nostra città. Di quella pietra sono nati anche gli altri monumenti della nostra città. Senza quella pietra la nostra città non avrebbe neanche quel nome che ha, perché il nome di Cefalù è appunto immediata ripresa dell'immagine della destra che è rappresentata da quella eccelsa. Quindi grazie, un sentimento di affetto e di riconoscenza nei confronti del dottor Ilardo per avere anche con grande sensibilità accompagnato alle parole le immagini, perché viviamo in una società complessa in cui la comunicazione si fa in modo altrettanto complesso ed è merito del dottor Rosario Ilardo avere compreso pienamente il valore di questa duplice comunicazione, cioè quella della parola scritta e quella della parola che nasce nei nostri cuori dall'osservazione delle immagini. E questo credo che sia un'ulteriore qualità che l'autore e il libro hanno, e con questo credo che sia un inizio, perché abbiamo bisogno degli stimoli, delle indicazioni, delle riflessioni che sono contenute in questo volume. Mi farebbe molto piacere che questo volume passasse anche come presentazione nelle scuole della nostra città, per fare in modo che i più giovani
possano avere un ulteriore elemento di riflessione, di analisi, per conoscere il proprio territorio e comprendere quanta importanza abbia la microstoria di Cefalù nella macrostoria della nostra regione e del Mediterraneo. Complimenti e auguri per la prossima fatica, perché siamo certi che questo è un inizio di un nuovo. Ringrazio Antonio Franco per queste sue parole. Tra l'altro Antonio Franco, insieme con altri che citiamo pure con grande convinzione, Valeria Calandra, Salvatore Cefalù, Nicola Imbraguglio, Pino Lupresti, Pietro Lunardi e il compianto Domenico Portera hanno contribuito a questo volume con alcune loro pagine, scritto in una secondo il proprio taglio personale, contributi preziosi che hanno ulteriormente arricchito il volume e che quindi abbiamo lasciato nel testo, che come vedete è un testo particolarmente ponderoso. Parliamo di 700 pagine, con un ampio corredo fotografico, documentale, con un indice dei nomi di cui mi assumo ogni responsabilità, perché quando dissi a Sara e a suo figlio che andava fatto l'indice dei nomi, a Pippo ci pigliava uno stignicchio in uno studio, perché fare l'indice dei nomi è un lavoro impro e non è un lavoro che si fa con sistemi automatici che possono aiutare, ma inducono anche un'enormità di errori, e si fa lavorando sull'impaginato definitivo, pagina per pagina, individuando i singoli nomi, e questo indice raccoglie sia nomi di persone che nomi di luoghi, quindi è particolarmente prezioso, perché attraverso quell'indice si risale ai riferimenti che ci sono all'interno del volume. Immaginate un volume di questo senza indici, diventa inconsultabile, e ne che uno solo può leggere tutto per andare a individuare la specifica cosa che magari gli può interessare. Quindi dal punto di vista non solo degli studiosi, ma degli appassionati, degli amanti di queste cose, l'indice dei nomi è prezioso, sia come nome di persone che come nome di luogo. Migliaia di note, ogni nota è ricchissima, dà una valanga di informazioni, è un volume al quale Sara ha lavorato per qualche anno, diciamo quanto, che ci ha impegnato anche dal punto di vista editoriale dell'editing in maniera molto significativa, e qui voglio ricordare quei bravissimi giovani che hanno lavorato all'editing del testo, Elena Scannella e Totò D'Agostino, entrambi laureati, giovani studiosi molto bravi, che quindi non mettono solo competenze tecniche ma anche una speciale passione culturale nelle cose che fanno, che un volume del genere, voi vedete il risultato finale, ma il risultato finale è l'ultimo anello di una catena complessissima che parte da un'idea, che è quella di fare un volume sulla bocca, e che arriva a queste 700 pagine con un altissimo numero di persone. Aggiungete i fotografi, aggiungete tutti quelli che hanno dato consigli e indicazioni, aggiungete le persone che hanno lavorato in tipografia a questo testo, e calcolate grosso modo che c'è almeno 70-80 individui che hanno avuto a che fare con questo libro. Quindi è il risultato di una catena umana importantissima, che ovviamente non poteva permettersi una grande passione per un libro del genere. Non si fa perché se ne vendono migliaia di copie, evidentemente, ma si fa perché è una pietra miliare dal punto di vista storico, culturale, umano, rappresenta la memoria di un territorio, quindi la si fa sopra
io non credo che passeranno pochi anni perché si faccia un'altra opera del genere. Probabilmente ci vorranno almeno 20 anni per fare un'opera di questo genere. Ma questa diventa una fonte obbligatoria. Chiunque vuole studiare Cefalonia e la Rocca di Cefalonia non può fare a meno questo testo per la incredibile mole di notizie che dà, di erudizione, di riflessione, di informazione, di confronti e anche molto spesso di prese di posizione, anche abbastanza coraggiose su tanti punti. Abbiamo voluto invitare alla presentazione 3 possibili esempi di lettura, perché un volume di questo genere richiederebbe decine di approcci possibili. Prima di cedere la parola al mio carissimo amico e collega, professoressa Rosa Cancellato Vertici, è una giovane pensionata che l'invidio di Monte che la vede, perché è di quelli coraggiosi che ha deciso di andarsene 10 anni prima dei tempi stabiliti, per una serie infinita di motivi che sono tutti apprezzabilissimi, che per anni ha insegnato storia medievale e altre discipline medieviste alla facoltà di lettere, ma anche alla facoltà di agraria. E abbiamo invitato il professor Panzarella, che è uno studioso di architettura, che ha dottorato di ricerca internazionale in architettura, che Palermo non ha molti dottorati di ricerca internazionale, questo è un raro esempio. E il professor Carmelo Montagna, che è un docente di storia dell'arte della scuola superiore e che ha una strana passione, quella di studiare le forme architettoniche antiche. E più antiche sono, più le selvaggio. In genere l'archeologo non studia forme architettoniche, studia le stratificazioni, studia i singoli elementi. L'archeologo in genere scava e studia quello che trova nello scavo. E lo scavo cammina al rovescio della storia. Viene prima quello che è venuto dopo, evidentemente. Quindi se io devo studiare una cosa antica, devo perforare tutti gli strati contemporanei, rinascimentali, medievali, devo andare all'indietro. Se io sono medievale mi fermo prima e così via, perché l'archeologia è un mestiere molto strano rispetto alle altre discipline, perché sembra che comincia dall'inizio, ma in realtà comincia sempre dalla fine e procede al contrario. Ora, il professor Montagna non è archeologo, ma studia le forme architettoniche, più antiche sono, più lo appassionano. E con lui spesso facciamo le nostre operazioni non da archeologi, il mestiere sarebbe lo storico. E quindi non essendo nessuno dei 2 archeologi ci possiamo inventare le cose più belle della terra, perché non dobbiamo stare all'ordine delle stratificazioni. Ecco, abbiamo pensato a questo taglio di presentazione solo per dare possibile lettura di pezzi. Poi speriamo che tanti giovani si dedichino alla lettura di questo testo. Giovani appassionati di questa città, iscritti nelle varie università, nei vari corsi di laurea, perché questo, anche siano 700 pagine, è solo l'inizio di una lettura di un territorio incredibile, quale tutto il comprensorio Cefalonia, dove gli studi sono ancora sotto zero, non a zero, sono sotto zero, e c'è da fare un'infinità di cose. Anche in cambio in una regione siciliana, sì o no, perdere i finanziamenti, compreso il settore dei beni culturali, restituiamo all'Europa 80 milioni di euro modestamente, e che abbiamo bisogno dei beni culturali di questa vita. Con l'occasione saluto il dottor Pezzuto, presidente del Parco della Valonia, e ho visto anche girare un collega
la prima sensazione che si ha? La prima sensazione che si ha toccando questo volume è che c'è a nostra disposizione uno strumento completo, utilissimo, che chiunque voglia mettere mano a scrivere di Cefalù, ma non solo di Cefalù, ma anche di tanti altri luoghi che ricorrono nel libro, non può fare a meno di sfogliare le pagine del volume dell'8 di marzo. Io credo che il titolo del libro, L'Eccelsa Urbe, che è molto bello, diciamo, un fascino particolare, quell'immagine è molto suggestiva, però il titolo a mio avviso è riduttivo e le spiego perché. Perché il libro in realtà si parla dell'Eccelsa Urbe, ma è una somma fatta in maniera agile, intelligente, arguta della storia della Sicilia e non solo, direi che è anzi una somma della storia del Mediterraneo. Se si guarda alla prima parte del volume, chiaramente io da storica del Medioevo ho sfogliato più la parte che riguarda la storia rispetto alla cosmologia, eccetera, eccetera, o agli aspetti archeologici. E tutta questa prima parte è dedicata infatti alla Sicilia antica e al mondo mediterraneo. Si va dalla Sicilia preistorica e protostorica per poi fare un ideale viaggio che attraversa le isole e le coste del bacino orientale del Mediterraneo fino a toccare le Cicadi, l'isola di Creta, eccetera, eccetera. Quelle del bacino centro-occidentale, troverete notizie anche su Malta, sulla Sardegna, su tutte le isole minori della Sicilia, sino al vicino Oriente e alla città di Elda. Nella seconda parte si inizia invece a percorrere in maniera più centrata la storia di Cefalù. Però questa storia è scritta sempre nel quadro più ampio e più generale della storia della Sicilia e che spazia dall'età antica sino all'età moderna con un'agilità, devo dire, che noi storici di mestiere non riusciamo ad avere perché non possiamo medievalisti, o siamo modernisti o siamo antichisti, mentre il dottor Ilardo è riuscito benissimo. Ora, la rocca e il castello di Cefalù sono ovviamente trattati con ampia dovizia di particolari e a mio avviso le belle pagine del dottor Ilardo rappresentano veramente, non lo dico proteggeria, ma rappresentano un punto fermo nella ricerca storica. Riprendo quello che ha detto poco fa il professore Lusco, di questo volume sicuramente chi studierà Cefalù non potrà fare a meno, consideriamolo una sorta di zoccolo duro per i futuri ricercatori, i storici, archeologi che vorranno occuparsi di questa città. Un'altra cosa che volevo dirvi, chiaramente su questo libro io parlerei anche per 10 ore, ma non penso di poter approfittare della cortesia e della gentilezza di chi mi ospita. Vado avanti dicendovi le cose che più mi hanno colpito e che più mi hanno fatto riflettere sempre attraverso il mio occhio, che è l'occhio della storica, non dell'archeologa. Il volume è utile, è uno zoccolo duro per la ricerca ed è utile anche per tutto quell'apparato di fotografie, potete ammirarle in questa bella mostra, per tutte le tavole, per tutte le cartografie
una macrostoria, non una microstoria, quella di Cefalù, io ne sono convintissima. E in questi contributi si fa luce su aspetti mitologici, naturalistici, morfologici della rocca, che diciamo servono a completamento, a cornice di questo bel quadro. Devo dire che questo volume completa bene, anzi direi in maniera eccelsa per usare l'aggettivo che lei usa per la Rupe, completa il panorama delle opere che riguardano Cefalù, su cui non è che si è scritto poco, si è scritto molto in realtà, e su cui tutto quello che si è scritto io l'ho trovato citato nella sua bibliografia. Esistono monografie, esistono atti di convegni, anche di convegni importanti con partecipazioni internazionali, esistono edizioni di fonti, magari non dedicate solo alla città, ma che bene o male presentano molti documenti su Cefalù, e tutto questo il dottor Ilardo l'ha visto. E diciamo che i documenti si pubblicano, diventano editi, però i documenti non sono mai editi, non è che per il fatto che siano pubblicati diventano subito noti a tutti. Il documento è una qualche cosa che diceva infatti una grande storica che era Gina Fasoli, dice non c'è niente di più inedito dell'edito, ossia è una fonte, si chiama infatti fonte, è qualche cosa che noi beviamo, ognuno di noi ci trae quello che vuole trarre dai documenti pubblicati. E quindi anche questo lavoro, che chiaramente lei ha fatto di lettura così ampia, ne siamo riconoscenti dottor Ilardo, è stato veramente bravo. Quindi a questo punto voi dite che ci sto a fare qua, ma viene veramente difficile aggiungere qualche cosa di nuovo a quello che il dottor Ilardo ha scritto, e quindi cerco di raccogliere più all'antico, non avendo niente di nuovo da dire, e quindi ho cercato aiuto in quello che è stato il mio maestro, il professore Giunta, che insegnava anche in storia medievale per tanti anni all'Ateneo Palermitano, e che ancora una volta, anche dopo morto, è stato in grado di darmi una mano. Tra parentesi, io ho insegnato a Palermo, ho insegnato anche dalla fase dell'istituzione al corso di scienze del turismo, che aveva sede proprio a Cefalù, e che è stata una realtà che secondo me si è persa, e la città ne ha perso, perché funzionava bene finché c'è stato. Capisco che il momento di crisi non consente più di intraprendere questo tipo di iniziative, però è stato impegnato, sì, veramente, perché si lavorava bene. Quindi, rifacendomi all'opera di Francesco Giunta, mi riferisco soprattutto a un contributo che egli diede a un convegno tenutosi proprio qui a Cefalù, e il convegno era sul potere religioso e potere temporale, alcuni forse dei nostri giovanissimi se lo ricordano, e potere temporale del Medioevo. E allora, con la cura del professore Giulio, doveva venire il professore Fonseca, vennero i Bresche, Fodale, Corrao, ci furono molti contributi importanti, e devo dire che dal mio punto di vista, quindi chiaramente dal punto di vista della storica, quel documento di atti è veramente anch'esso una pietra miliare. Ebbene, allora Giunta in quel convegno trattò proprio della città e dell'episcopio, facendo delle osservazioni, guardate, che il nostro autore, il dottor Ilardo, ha colto benissimo, e che dopo tanti anni, sono passati più di 20 anni, a volte quasi 25, queste linee, queste osservazioni possono essere considerate una sorta di linee guida della storia di Cefalù. Vi spiego perché. Giunta scriveva che due sono i punti
della città verso le Madonie, l'altro che invece va dall'Interland feudale verso la città. Perché noi quando cerchiamo di capire la storia di Cefalù dobbiamo sempre ricordare anche questa conformazione geografica che ha, questa rocca che sì, la protegge, ma chiude anche molto rispetto al territorio che ha alle spalle. In realtà queste due realtà non rappresentano due realtà diverse, dal momento che il vescovo di Cefalù, come Ventimiglia, grande casato che domina, costituisce uno Stato addirittura in questa zona, e il vescovo è un'autorità feudale. L'operazione di Ruggero II nella fondazione della città e del vescovato, che avviene nel 1132, per una data questa è famosa, e questa operazione di questo sovrano normanno non è soltanto un'operazione politica, ma è un'operazione politica e religiosa insieme, perché non si può capire se non si guardano i vari aspetti, perché i normanni, gli addetti ai lavori lo sanno, agli altri forse è bene ricordarlo, i normanni con Ruggero I e Ruggero II erano venuti in Sicilia con poteri di apostolica legazia, quindi erano delegati del Papa, e gestivano appunto le cose religiose per delega del pontefice. Per la prima volta inoltre, il re normanno decide di concedere privilegi ad un vescovato, creando tutta una serie di benefici per il suo benessere indubbiamente, ma anche per quello dei cittadini di Cefalù. E molti di questi benefici erano finalizzati a crescere chiaramente gli introiti della Chiesa, questo la Chiesa l'ha sempre fatto, e tra questi, non so, il diritto di importare legname senza dazio, oppure di vendere terre, di alienare terre e proprietà ad altri, perché questi continuassero a vivere nella stessa zona e soprattutto pagassero le tasse alla Chiesa. E un altro aspetto, cerco di sintetizzare al massimo per non tediarvi a lungo, un altro aspetto da prendere in considerazione, a mio avviso, è poi la possibilità, sempre legato al vescovo e alla curia, sempre al vescovo e sempre lui poteri e con il potere temporale e il potere religioso, la possibilità di usufruire del mare. Vi è un rapporto, badate, fra Cefalù e Bagnara Calabra, e questo nelle pagine lo troverete. Da Bagnara Calabra infatti venivano i monaci che dovevano avere cura del vescovato, e questo diede l'inizio a uno scambio commerciale, a una movimentazione tra Cefalù e le coste calabre, ma le imbarcazioni di Cefalù si spingevano sino a tutta la costiera amalfitana, che poi, se pensate ai Amalfi, se voi arrivate ad Amalfi vi ricorda un po' Cefalù con questa montagna che la chiude e la sovrasta, e quindi è tutta proiettata verso il mare, con la differenza che Cefalù ha la federalità con il vescovo in pena, Amalfi invece diventerà una repubblica marinara e nel mare troverà veramente lo sbocco per scrivere la sua storia, che è una storia diversa dalla nostra. Ora, il vescovato nasce quindi qui a Cefalù, al centro della costa, nasce contemporaneamente a quello intermedio di Patti, quindi pensate tutta la costa settentrionale della Sicilia, c'è Palermo, nasce Cefalù, c'è Patti, c'è Messina. Chiaramente la vera
della città, quindi perché vi parlo di questo? Perché la storia della città e la storia del vescovato sono in realtà un tutt'uno, non si può capire l'una senza conoscere l'altra e riguardano molti aspetti tra i quali, vi dicevo, accennerò soltanto uno, accennerò soltanto al mare, anche perché tutti gli altri aspetti, compreso questo, comunque sono ben illustrati nel volume del dottor Eiraldo e il volume è in grado di rispondere a ogni vostra curiosità e a ogni vostra domanda. E quindi il mare, quello che oggi è la risorsa culturale, perché il mare non è un luogo dove si va soltanto a fare il bagno, è una risorsa culturale, sì, una risorsa culturale e turistica forse la più evidente di Cefalù. Ebbene, questo mare, pensate, è stato per secoli oggetto di contese, di processi, di ricorsi, di lamentele, soprattutto perché il diritto di pesca nel mare veniva concesso dalle autorità di legge. Poteva esistere qualsiasi federazione di città di castello, ma il mare restava libero. Quindi questo è anche un invito a tenere libere sempre le spiagge della costa. Ebbene, Cefalù è stata per anni oggetto di contesa, per esempio, per la concessione di tonnare. E la contesa veniva quindi fra la Corte Reggia e il vescovo di Cefalù. Una storia, guardate, che ci sono carte in archivio, non finisce per secoli, però sino a tempi molto recenti. Quindi Cefalù è il baluardo sul mare, andiamo invece al potere temporale anche, del grande stato, vi dicevo, dei Ventimiglia. Anche se guardate, lo sbocco più facile e piano per le derrate dei feudi dell'interno madonita non era Cefalù, ma restava il caricatore di termini su cui i Ventimiglia avranno sempre il beneficio di estrarre gratuitamente quantità di frumento megaialattiche. Certamente anche Cefalù e Porcella, appartiene anche a loro, avranno dei caricatori di frumento, ma saranno sempre poco significativi rispetto alla mole di merce che transita nella realtà termitana. Ora, vedete, tutte queste cose si sanno, pure su Cefalù io penso che forse posso anche suscitare la curiosità di qualche studioso, anche giovane, che voglia fare qualche tesi di laurea, perché no, sarebbe pure utile. Anche in relazione all'ambito urbano, al territorio, al mare, alle montagne, sarebbe interessante vedere, dopo la storia ufficiale, per esempio, quale fosse la composizione sociale della popolazione, quali fossero i flussi migratori più ricorrenti, perché guardate, nel Medioevo la gente si muoveva soprattutto per cercare lavoro molto più di quanto si muova ora, con una mentalità che rendeva naturale il fatto di doversi spostare per cercare lavoro e di rincorrere le occasioni del lavoro. Ecco, sarebbe pure interessante studiare la città attraverso la storia della sua vita quotidiana, della cultura materiale, i mestieri, le professioni, capire in altri termini, in questa città così particolare, divisa fra il re e il vescovo, diciamo pure, o fra il feudatario e il vescovo, capire quale fosse l'orologio che segnava il tempo a Cefalù. Era l'orologio del tempo della Chiesa o era l'orologio del tempo del mercante? C'è un libro bellissimo che consiglio di leggere a tutti, di Dupuy, che si chiama Il tempo della Chiesa e il tempo del mercante, e questo vi fa capire
della questione meridionale che molti si divertono a collocare sopra e sotto a seconda del periodo che conoscono. Diciamo, secondo me questo resta da scrivere su Cefalù. C'è da riorganizzare, da rielaborare magari tante cose che sono edite ma ancora non sono state dette attentamente. Io però stasera voglio fare un regalo al dottore Leonardo, perché il dottore Leonardo chiaramente sa tutto su Cefalù, mi sento un verbo sul confronto, non so assolutamente nulla, però voglio aggiungere la notizia che forse lei non conosce, almeno mi dico che non possa conoscere. Io ho studiato a lungo Termini Imerese e soprattutto ho studiato i protocolli notarini del XV secolo e fra le migrante ho trovato molto spesso pescatori provenienti da Cefalù e questi lavoravano in diverse tornate, in diverse attività un po' lungo tutta la costa della Sicilia. Ho trovato anche operai e contadini dei Carpetti dello Zucchero, del resto vicino alla Roccella, a Fenice, tutta questa una zona coltivata a Cannamele. Ho trovato molti nocchieri di imbarcazioni di piccolo cabotaggio, sempre, che commerciavano facendo andare un poco con i paroti e commerciavano il grano nei vari punti della Sicilia. Perché pensate, se bisognava trasportare una salma di grano da Cefalù a Tusa era molto più agevole attraversare questa via libera, questa pianura libera del mare, che non farlo via terra con tutti i pericoli e le strade che non funzionavano, sarebbe stato molto più pericoloso. Insomma, a Cefalù esiste, e questa certo non è una novità per il dottore Largo, una marineria vivace e attiva. Però le do una notizia che forse lei non sa e mi fa piacere darla in questa sede. Io ho trovato un documento in cui c'è un tizio che si lamenta perché dopo una mareggiata ha sfondato la barca. È un tizio di Termini, la barca gli serve perché deve partire per fare i suoi viaggi di trasporto e cerca disperatamente qualcuno, qualche cantiere per portarla per farla riadattare. Ebbene a Termini, nonostante il traffico, la mole, non c'è un'anima beata. L'unico artigiano, l'unico maestro d'ascia che riesce a trovare lo trova a Cefalù e il maestro d'ascia si sposterà alla marina di Termini e riparerà l'imbarcazione. Perché dico questo a un documento apparentemente stupido, può sembrare fondamentale e importante? Perché credo che la connotazione marinara della città sia sempre da sottolineare. Nei luoghi di mare c'è poco da fare, nei porti, nei navigatori, nei posti in cui approdavano mercanti, forestieri, gente che veniva da diversi paesi. Ebbene, in questi posti si socializza, oggi si usa dire in termini moderni, ma indubbiamente si formava una circolazione di notizie e di idee, uno scambio proprio di culture, di usi, di costumi, una diversa mentalità che è quella che
lo scorso mese di marzo dall'Officina di Studi Medievali di Palermo. Ecco, sottolineerei che costituisce la prima trattazione completa e organica che riguarda questa specie di universo sfaccettato, variegato, complesso e ricchissimo che è la montagna che sovrasta la nostra città, appunto del Cesareo, la Rocca di Cesareo. Prima trattazione completa e organica. Il suo sottotitolo recita Studi, ricerche e nuove prospettive storiche. Ma certamente il sottotitolo non basta a contenere la ricchezza, l'ampiezza, la profondità di una parola con valore, di una impresa culturale alla quale l'autore ha atteso per oltre 10 anni. Il libro è assai più di un repertorio, di un catalogo di beni culturali e ambientali, assai più di una ricognizione topografica, assai più di un'antologia di contributi e tanto di più di un compendio storico. Esso è certamente tutte queste cose assieme e lo è in un modo che consente di distinguere chiaramente i vari ambiti di sapere che strutturano la trattazione, ma allo stesso tempo, e qui c'è il valore aggiunto del libro, esso produce un intreccio sapiente dei vari ambiti disciplinari che vi sono coinvolti. E questo è fatto non solo per un'ambizione della competenza enciclopedica che pure c'è nel libro, è evidente, ma soprattutto per istruire in maniera sistematica e corretta una serie di questioni irrisolte in vista di ulteriori e indispensabili acquisizioni di conoscenza. Ciò che unifica un libro così sfaccettato è carico, gusto di veti e riferimenti, documenti, materiali, narrazioni, racconti. Ciò che unifica è il metodo. Di che cosa è fatto il metodo con cui è costruito questo libro? Come funziona il libro? Come riesce a essere unitario nonostante le 700 pagine di un volume di grande formato e di piccolo corpo editoriale. L'autore, dottor Ilario, possiede una mente dall'ammirevole complessione sistematica e il suo libro è il frutto di un vero progetto culturale. L'autore sa bene che sulla rocca di Cefalù esistono, e lo sa nel momento in cui si accinge a fare il lavoro, esistono vagamente disperse una miriade di testimonianze, materiali e culturali, di reperti e di testi, di note e citazioni. Sa pure che nel merito di alcune questioni dominano contraddizioni, resistono ampie lacune della conoscenza. L'autore sa però anche di non essere uno specialista di nessuna delle materie indispensabili alla trattazione e sa anche che tutti i suoi lettori lo sanno. A partire da queste condizioni che sono obiettivamente proibitive, il dottor Ilario, pur di riempire un vuoto di trattazioni organiche, che giustamente viene sembrato più sostenibile per una città come Cefalù, si è assunto un compito davvero gravoso e ha affrontato il rischio enorme della trattazione multidisciplinare insieme a un altro rischio che è quello delle questioni di campo specifiche, che guai nel mondo della nostra accademia a rischiarsi a fare, perché si rischia veramente grosso nelle amicizie, ma anche il coraggio, ma anche direi l'intelligenza del metodo di affrontare questa cosa. Ha affrontato il rischio con l'arma dell'intelligenza e soprattutto con una straordinaria capacità di pianificazione strategica, cioè
trasformare le sue condizioni iniziali di debolezza in un punto di forza straordinario. Anzitutto ha studiato, in lungo e in largo, senza trascurare neppure i recessi di questi saperi. Ha sudato sui manuali, ha sudato sulle trattazioni generali di storia e di preistoria e ha studiato sui fondamenti dell'archeologia. Questo naturalmente traslare in quella che sembra ed è la volontà di mettere il lettore a parte di un quadro ampio di riferimento, la cui costruzione è stata certamente indispensabile all'autore per collocare la sua materia di indagine in un sistema di relazioni quanto più corretto, cioè verificato, il confronto serrato tra le ricostruzioni più generali della storia del Mediterraneo, perché di questo si tratta. Questo quadro lo restituisce al lettore in modo sintetico, ma non semplificato, anzi, ricco di tutta la discussione intellettuale che gli è occorsa per acquisire e mettere in ordine questi variegati saperi. Come dire, ci vuole serietà. Inoltre, il rendiconto di questa discussione sua, privata col sapere, consente al lettore di mettere in rilievo, mettere in luce l'importanza che compete ogni inquadramento ampio, quale passaggio e condizione indispensabile per far emergere relazioni importanti, altrimenti insospettabili, tra eventi, documenti e monumenti. Per esempio, il rilievo che emerge delle frequentazioni egee, minoliche, soprattutto micenee, non solo per la Sicilia che è il fatto noto, ma anche per questo littorario, compreso Cefalù. Ma la fatica dell'autore, contemporaneamente a questa ricognizione generale della storia, è stata anche quella di cercare, raccogliere, compulsare, mettere in ordine e tra loro in relazione una quantità impressionante di materie di dettaglio, di documenti puntuali o isolati. L'autore li ha interrogati tutti sistematicamente, li ha posto a confronto, scartati, collegati, per individuare la ricostruzione più plausibile, la meno arbitraria, della serie di eventi naturali e umani che tra loro intrecciandosi per migliaia di anni hanno prodotto la ruba eccelsa, il suo insieme e il suo dettaglio. Del metodo, del lavoro, ha fatto anche parte un lavoro sul campo, condotto certamente non con gli strumenti dell'archeologo, né con gli strumenti di ciascuno degli specialisti della ricerca coinvolta, ma con lo strumento dell'intelligenza affidabile di chi è abituato a osservare con i propri occhi e a descrivere e ad analizzare col proprio raziocinio. Questo lavoro sul campo è stato condotto dall'autore attraverso ricognizioni, attraverso l'accuratezza delle descrizioni, la capacità di porre tra loro insieme in relazione ciò che ha osservato e ciò che ha appreso, ciò che ha osservato in relazione con ciò che aveva appreso, senza escludere qualche attività di investigazione, ma vera e propria detective della verità, che non si accontenta di ripetere ciò che è stato già detto da altri, non si ferma e non si arrende di fronte alle lacune. Esemplare di ciò è la lunga, argomentata, documentatissima discussione sul cosiddetto tempio di Diana, un vero campo minato, perché riguarda il testo del monumento della rupe, l'insigne non porta i marini, e su cui ovviamente tanti hanno espresso loro opinioni o certezze, ma un monumento che rimane comunque misterioso e irrisolto. La trattazione del monumento, fatta dal dottor Riccardo, è minuziosissima, non tralascia nulla di ciò che è stato scritto, pensato, affermato, contraddetto
E tutti questi documenti, questi dati, queste osservazioni sono confrontate tra di loro, sono valutate e ogni dettaglio è puntualmente riportato a quello che può inquadrarlo in una casistica o generalità giuridica. E così, in questo modo, con questo lavoro assiduo, c'è così una razionale. A poco vanno emergendo le questioni, i punti oscuri, i dubbi e anche qualche colpo di scena, raccontato con una rapidità di un detective che è anche lo scrittore del proprio romanzo della suspense. Ma se non vi fossero stati la presa diretta di cognizione, l'osservazione minuziosa, poi la responsabilità, l'esigenza e talora, quando occorre, perché è occorso, anche la baldanza empirica della logica, dell'esercizio della logica, che se ne frega, non ha timore di ogni ipse. Tutto ciò, se non ci fosse stato questo, sarebbe servito assai a illuminare quanto ancora resta da scoprire, accertare sull'origine, lo scopo, dicendo, la qualità di quel documento. Io non voglio entrare nel dettaglio delle ipotesi, che per me sono anche più che ipotesi, sono opinioni pesanti, importanti, su ciò che lui propone per spiegare il tempo di vita. Non lo faccio perché se si racconta tutto dei libri, poi non si legge nessuno, bisogna andarsi a leggere. Ma questi che per me sono fatti non sono stati accettati dal dottore Largo Scala, ma costituiscono ugualmente dei fatti che emergono attraverso l'uso del raziocinio, che qui è messo all'opera per una doppia via. Quella della capacità di mettere assieme tra le loro relazioni le fonti e i documenti, e l'altra che è l'uso puro dell'intelligenza di fronte alle cose osservate. Lascio dunque a tutti la curiosità di scoprire che cosa ha scoperto il dottor Irano, ma soprattutto vorrei lasciare il piacere di scoprire il modo con cui egli ne ha puntualmente argomentato. Infine, quale non è stato l'amore che ha consentito all'autore di affrontare fatica e rischi? È l'amore civile, di cui in altro modo egli aveva già dato amplissima prova da amministratore, da segretario comunale, da sindaco e poi con altri importanti cariche, sempre comportandosi da responsabile, capace, competente programmatore dello sviluppo. Lo sviluppo, che tanto ci sta ancora, la capacità di pensare e prevedere oltre il tempo breve della nostra carica, oltre il tempo breve in cui saremo onorati, onerati di una responsabilità, ciò che è mancato in seguito alla politica della nostra formazione, pensare al tempo lontano. Dunque, all'amore che sta creando a Cacciatori, questa città adesso deve